Nella vita c'è una sola domanda che conta. Vale la pena combattere? Oppure no? Io prego, ma sono sperduto. Alla mia preghiera risponde il silenzio. Vuoi che attacchiamo l'agosto magari? Sì. Riuscite a parlare attraverso questa radio, per favore? Ho parlato. Tutto tipo la terra. Bravo, bravo, sì. È la vostra terra, però ho sentito una voce di donna io. Chi sei? Chi? Chi sei? Roba. Ciao. Ho i brividi qua, da morire. Ho freddo, guarda. Ho anche la pelle d'oca. Agno, sotto tu? Scusa. Chi c'è qua? C'è Angelo. Puoi ripetere per favore? Oh, io la butto là, ho sentito un gatto dietro, ma hai detto un gatto dietro? Io. Era un gatto quello che ci è passato in mezzo alle gambe prima? Un gatto curioso, è venuto a vedere cosa stiamo facendo? Lui. Ci potete dire dove siamo qui, per favore? Il paese? Siete arrabbiati? Qui ora. Ma l'ha detto una donna però. Qui ora cosa? Perché sareste arrabbiati? Perché siamo venuti qui a trovarvi? Ho capito, sì. Anche io mi sembra di aver capito, sì. Perché non volete stranieri qua? Casa vostra? C'è ancora qualche parente di Angelo qui? Quelli che hanno incendiato la casa sono morti?
Da passaterra non penso, perché non stiamo parlando di tanto tempo fa. Potete dire il vostro nome? Non ho capito. Sapete dove siamo qui? Il nome del paese? La provincia? Capito qualcosa? Noi adesso sentito un sia, ma... Sì, ma me lo puoi dire per favore? Dove siamo? C'è qualcuno che vuole parlare con noi anche se non è Angelo? Oh, dottore. Io ho capito, lui è qui. Ma la persona, l'uomo che ha la voce più profonda, come si chiama? Mario. Si chiama Mario. Sì. Ho capito, lui è Dario, ma Anche a me sembrava il settore. Mi sembrava aver sentito Dario. Anche a me Dario. tu non mangi mai. io- Avete detto e lui è Dario? Sì, io sono Dario, qui c'è la Sabina e Fabio. Vi vedo. In quanti siete qua? 5. La donna si chiama Lucia. Comunque la cosa di prima è stata inquietante. Adesso i brividi non li sento più. Donna. Il 9 giugno è il compleanno di Angelo. Hai detto là? O di Angelo sì, Di Angelo mi sembra. Sì? penso dovrebbe. Noi siamo venuti qui anche per fargli gli auguri. Preferite che vi parli in friulano? Hai detto dialetto? Dialetto, no? In dialetto? Prova. Che vos plui importante sentite in prima. Siete di Agnul? Cosa gli hai chiesto? La voce più forte sentivamo prima, più importante, era di Angelo. E c'era una voce realmente più marcata prima, sembrava più vicina anche. Io ho capito, t'ho visto, può essere? Non è friulano. T'ho visto una roba del genere, non... È lì dove? È dove c'è l'albero, dove c'è stato l'incidente. Veniamo dall'albero allora? Sì. Dobbiamo andare là? Tengo. Sì, sì. Grazie intanto. Grazie per quello che
Allora, il tirante era... Adesso con il buio mi sono disorientato. Più avanti. Sicuro? Ah, lì, eccolo, lo vedi? Dove deve essere la mia torcia? Uno è lì. Il tirante arriva giusto sotto la carriola, lo vedi? Qua.